Cari telespettatori, eccoci in un altro momento di approfondimento con un'intervista estremamente interessante perché nuovamente entriamo nel mondo del web, cerchiamo di conoscerlo bene, tanti aspetti positivi importanti per la comunicazione, la divulgazione delle informazioni, la conoscenza, la pubblicità e quant'altro, tanti anche rischi, pericoli se non è utilizzato correttamente e la maggior parte delle persone non ha tutte queste competenze effettivamente. Qui con noi in studio vi presento il nostro ospite Michele De Capitani, che è un responsabile web marketing e esperto anche, diciamo, docente di web marketing. Ben arrivato. Grazie mille, grazie per avermi ospitato. Tra l'altro viene da Milano, quindi ho anche fatto un po' di strada e questo ci fa estremamente piacere. Allora, nell'era della comunicazione il web, partiamo proprio dal web, cosa rappresenta? Che mondo è per le persone normali che operano anche nell'attività di comunicazione o quant'altro? Sì, il web non è altro che sostanzialmente una piazza dove le persone possono scambiarsi informazioni, quindi è un nuovo modo di comunicare, nuovo si fa per dire perché ormai sono già 20 anni che utilizziamo il web per comunicare e sostanzialmente mettere in comunicazione i vari terminali, le persone che parlano e si scambiano dei dati, delle informazioni. Per i più giovani è il mondo, praticamente. Esatto. E quindi non c'è più distinzione tra mondo reale e quello virtuale, quello è il mondo effettivamente, su cui si muovono, si spostano, eccetera, comunicano con la stessa leggerezza con cui si comunica nel mondo. È vero, è proprio così, ci sono alcuni social network che sono stati proprio ideati per un pubblico giovane e quando i vecchi arrivano su un social network che utilizzano anche i giovani di solito scappano. Fuga del classico. Beh, TokTok non è stato toccato ancora, non riescono a starci vecchi, no? Ancora no, ma credo che una volta che arriveranno i vecchi su TikTok si troverà un nuovo social network per i giovani perché appunto vogliono avere una comunicazione non sorvegliata. Ma più rapida, più veloce, cioè veicolare messaggi anche di un certo tipo, video, perché quello sembrava inizialmente l'attrazione per chi poi diffonde questi social, li crea o no? Sì, la comunicazione principale adesso per i giovani e i giovanissimi è sicuramente il video, perché in 15 secondi o al massimo 30 secondi di video loro decidono se una cosa gli piace, gli interessa e se vogliono continuare a farla. E quindi sì, tutto sta portando al video, ormai anche per le aziende il video diventa fondamentale, un mezzo fondamentale per comunicare, non solo per i giovanissimi. Perfetto, le aziende utilizzano correttamente il web? Diciamo che da quello che... Allora, delle aziende, perché se uno viene da Milano, mi parla di multinazionali, di aziende organizzate, è un discorso. Nel nord-est? Sì, nel nord-est che è dove anch'io ho la maggiore esperienza perché ho lavorato sia per grandi nomi come Intesa San Paolo o Ikea, ma lavoro principalmente con la PMI, quindi con l'imprenditore che ha una conduzione familiare della propria azienda e ho visto che purtroppo le statistiche sono corrette, nel senso il 50% delle aziende non ha ancora un sito internet. Non ha, oppure ce l'ha vetusto, vecchissimo. Esatto, e quelle che ce l'hanno o vecchio oppure proprio non adeguato, hanno una comunicazione nel web non adeguata per rappresentare quello che è la loro azienda. Cosa vuol dire adeguatezza dell'informazione e della comunicazione che viene data diciamo, nel biglietto da visita? Perché ormai il sito dovrebbe essere il biglietto da visita. Sì, esatto, anche quando si fa, te lo riporto con un esempio, anche quando si fa un'attività offline tradizionale, mettiamo di volantinaggio, un'azienda cosa fa? Ottiene poi del traffico che arriva dal motore di ricerca, in particolare Google, perché le persone prendono il volantino controllano l'azienda. Esatto, vanno a controllare chi è l'azienda che gli propone questa tipologia di prodotto e il sito funziona proprio in quest'ottica. Se noi non diamo una comunicazione adeguata, cioè diamo le informazioni nel modo corretto, in modo semplice e con la giusta estetica soprattutto,
la nostra immagine nel web poi va a ledere quella che è la nostra immagine anche nell'offline e va a vanificare tutte le attività che facciamo di promozione. Però molti, anche imprenditori, molte aziende considerano il sito ormai superato perché tutti guardano i giudizi che ci sono su una realtà aziendale di vario tipo o su un prodotto addirittura. Tu pubblicizzi o un prodotto, guardano tutti i giudizi che vengono dati e lì si aprono problemi perché anche là non è detto che tutto sia vero, no? Sì, esatto, questo è un problema che hanno principalmente gli albergatori e i ristoratori con sistemi come TripAdvisor dove le recensioni non sono verificate e quindi può nascere questo problema. Io ho una soluzione a questo problema che è avere tante e positive. Se noi abbiamo tantissime recensioni e positive, quindi andiamo a stimolare i nostri clienti a lasciarci una recensione positiva, saranno talmente tante quelle positive che poi anche se ne arrivano di false o negative o qualsiasi altra tipologia di recensione vanificano quelle, esatto. vengono in qualche modo si autoannientano. Esatto. Quindi questa è anche un'attenzione molto forte che deve essere posta al di là di quello che si può fare online eccetera, all'operare correttamente. Esatto. Perché c'è una selezione della specie in qualche modo. Giusto, è proprio così. Bisogna avere una sorta di metodo scientifico, avere proprio una proceduralità nelle nostre attività, sia di marketing sia di promozione in tutti gli ambiti, non solo nel web, ma come abbiamo visto questi canali si aiutano a vicenda o si ostacolano a vicenda. Assolutamente. Delle strategie che si possono utilizzare. Allora, prima parliamo di strategie individuali, perché molte persone, ma proprio sono notizie anche che continuamente arrivano, si ammalano, cioè tra virgolette, con questi haters, con questi odiatori che colpiscono in modo molto accanito certe osservazioni di determinate persone, fanno sì che certi si sentono scoperti e psicologicamente si ammalano. Come le aziende si possono ammalare se colpite opportunamente da strategie punitive, insomma, in qualche modo. Allora vediamo un po' di distinguere. Sì, per quanto riguarda gli haters, io ho scritto una policy, una procedura che va proprio a verificare e a risolvere questo problema degli haters. Addirittura? Sì, perché esiste e nel momento in cui noi mettiamo qualcosa online, specialmente sui social network, Facebook in particolare, ci troveremo e ci scontreremo come primo approccio sarà sicuramente con qualcuno che non ci dirà qualcosa di simpatico e quindi bisogna saperlo. Questo colpisce una persona che non è, la maggior parte delle persone non sono vaccinate per questo e non sono preparate e se vengono colpite anche in modo potente, no? Esatto, la conoscenza è l'unico mezzo che ci permette di vedere cosa ci sta accadendo online e quindi prendere le giuste precauzioni, perché se noi sappiamo che nel momento in cui pubblichiamo qualcosa i primi che arrivano sono i birichini che ci fanno i dispetti, ok, lo sappiamo e possiamo prendere provvedimenti e rispondere adeguatamente. Alcuni di questi suggerimenti, quali possono essere? Sì, il primo suggerimento è mai ritirarsi, quindi partire all'attacco, ma non all'attacco nel senso abbassarsi allo stesso livello e comunicare. E rispondere a tono. No, non è quello, ma è partire all'attacco sostanzialmente e non difendendosi, quindi non dicendo ah scusa ho sbagliato, ma proprio andando ad attaccare qualcosa o qualcuno all'interno proprio del messaggio che si vuole comunicare. Dopo dipende molto da quello che si è comunicato e dove si è attaccati. Si può attaccare direttamente anche, non so, un ente o qualcosa di generico dove si distoglie l'attenzione dell'eter e lo si porta a ragionare in quel modo. La cosa fondamentale del secondo suggerimento è quello di far vedere che quello che dice l'eter è sbagliato o comunque falso, completamente falso, infondato, quindi portare dei dati a supporto della nostra comunicazione di quello che abbiamo Quindi detto. rispondere sempre, questo poi generalizza anche per altre cose in generale, non lasciare mai lettera morta, lasciar cadere come può accadere nella vita reale, perché questo è il discorso, nella vita reale non tutti
rispondono a tono, non tutti, molti lasciano cadere e dopo passerà. Qui non passa più invece. No, infatti. Questa è l'altra cosa importantissima da ricordare. Sì, le persone stanno male proprio perché si sentono effetto di questa scena e quindi non essendo causative su questo argomento non vanno sostanzialmente a effetto e quindi possono ammalarsi. Invece rispondendo anche a tono senza chiaramente arrivare a quei livelli di antagonismo che vengono utilizzati di solito dagli hater, si può ottenere sicuramente un risultato. Per le aziende? Per le aziende è la stessa identica cosa, l'unica cosa che bisogna stare ancora più attenti perché le aziende sono ancora più soggette a degli attacchi. E forse sono più fragili da questo punto di vista. Sì, sono più fragili e soprattutto nel momento in cui ricevono di solito un feedback negativo, un commento negativo, le aziende proprio lo vivono come un fallimento. Non deve essere così perché purtroppo è proprio una condizione umana quella che se noi pubblichiamo qualcosa i primi che arrivano sono proprio gli istigatori e quindi... Cioè ineluttabile questo, è un dato di fatto che non se ne può fare, tanto vale non neanche, se uno è un po' più fragile è meglio che non entri neanche in questi sistemi. Esatto, se uno non pericolosi. accetta questa sfida, piuttosto è meglio non esserci. Infatti uno dei miei consigli è o si accetta questa condizione e quindi si entra in questo gioco, che a me piace mi piace chiamarlo gioco, oppure non si gioca a questo gioco e non si partecipa nemmeno. Altrimenti sì, i primi che arrivano sono quelli, dopo arrivano anche i sostenitori. Quando si continua questa attività di dimostrare di essere nel giusto o comunque di fare le cose fatte bene, dopo arrivano anche i sostenitori e là c'è anche l'appagamento del lavoro fatto e del lavoro svolto, ma prima bisogna superare questo ostacolo. Allora, per quanto riguarda le aziende, qui vediamo sono due vite parallele, cioè praticamente la vita reale che è fatta da determinate situazioni, impegni da solvere, eccetera, comunicare in determinato modo, la vita virtuale sul web dove devi rispondere, devi stare attento, devi seguire, devi aggiornare costantemente perché è altra cosa se non aggiorni. Ci devono essere delle persone che hanno una preparazione particolare per seguire questo, perché la tendenza un po' così è dire, beh, mi occupo tanto di questo quanto di quest'altro, chi segue il marketing lo segue da una parte, lo segue anche dall'altra, e poi però risulta di fatto impossibile. È così? È proprio così, ormai è una professione, insomma. Sì, il web marketing è diventata proprio una professione e anche all'interno del web marketing ci sono delle specializzazioni. Addirittura? Esatto. Cioè ci sono persone specializzate per esempio sulla promozione su Facebook, ci sono altre persone, altri specialisti web che sono specializzati nella promozione su Google. Ognuno si è specializzato nel proprio ambito, proprio perché gli strumenti sono dalla parte dell'utente molto semplici da usare, ma dalla parte dell'esperto che deve promuoversi sono abbastanza complessi, quindi ognuno ha sviluppato le proprie procedure per poter utilizzare al meglio questi strumenti. Quindi non è che uno può far tutto. No. Bisogna quindi stare attenti anche a chi si vende, tuttologo, chi può gestire tutto, tanto magari l'offline quanto l'online, attenzione. Esatto, è proprio così. Per farti un esempio, anche chi realizza i siti web è un discorso, è un lavoro, è una professione diversa da chi li promuove, quindi di chi porta la promozione. Quindi il creatore del sito, ma che competenze deve avere un giovane che si vuole cimentare, o non so se può anche non essere non giovane, per fare questa professione? Sì, deve innanzitutto avere una peculiarità, che è quella di essere molto curioso e di voler imparare sempre, perché ogni giorno esce una tecnologia nuova e ogni giorno quindi il mercato si muove diversamente. Quindi come prima caratteristica deve avere... L'elasticità totale. Esatto, non deve essere mai arrivato, ecco, è quello. Non deve mai sentirsi arrivato perché nel momento in cui lui si sente arrivato ha finito di esistere come professionista. E poi dopo bisogna avere una formazione che a me piace definire a T, nel senso bisogna conoscere orizzontalmente un po' tutte le varie attività che riguardano il marketing e il web e dopo
verticalmente essere molto specializzati. Per esempio io sono molto specializzato nel posizionamento su Google, quindi nella promozione su Google, e mi sono focalizzato come esperto in quel ramo, e anche la mia agenzia l'ho aperta specializzata in quel ramo. Ed ne entriamo un po' nel ramo specifico. Google, classico motore di, almeno sempre da noi, perché dopo questo non vale dalla parte opposta del mondo, dove neanche Facebook serve più a niente, eccetera. E poi anche targetizziamo l'età più o meno, perché poi già appunto dicendo di più giovani vanno su Instagram, su TikTok e da altre parti, e Facebook ormai è lasciata un'altra schiera di persone che hanno un altro tipo di età e di target. Ma Google quanto è importante, e quindi cosa vuol dire se ben posizionati nei motori di ricerca, e perché esserlo? Sì, in sostanza Google è quello che mi ha fatto innamorare di Google, è proprio il paradosso che ha creato della pubblicità, perché la pubblicità di solito si va a pioggia cercando di colpire qualcuno e cercare di interessarlo, di attirare l'attenzione e interessarlo. Il motore di ricerca, in particolare Google, perché nei paesi occidentali è quello più utilizzato, ha invertito questo concetto, nel senso noi siamo visibili nel momento in cui un utente o un potenziale cliente cerca un prodotto o servizio e lo va appunto a fare una ricerca su Google. Cioè ad esempio io digito, non lo so, montatura di occhiali in ottone, una cosa così, e dovrebbe comparire subito al primo posto l'azienda italiana che produce questi occhiali d'ottone, e il rivenditore magari. Esatto. Quindi posizionarsi immediatamente agli apici quasi, no? Sì, bisogna posizionarsi, come dicevi giustamente tu, in testa ai motori di ricerca, perché oltre la prima pagina di solito superare Wikipedia, insomma. Esatto, non ci va nessuno, quindi bisogna essere, oltre che presenti nel motore di ricerca, essere anche posizionati in prima pagina, altrimenti non si genera poi traffico, e quindi la nostra visibilità è talmente scarsa che non è proficua. Ma funziona un po' come con i professionisti: più soldi hai, più riesci a posizionarti in alto, quindi le aziende più investono in questo, più salgono nel posizionamento, o c'è anche un criterio di qualità? C'è anche un criterio di Vana qualità. speranza. C'è anche un criterio di qualità, ed è proprio la nostra specializzazione, perché noi non facciamo pubblicità su Google, la facciamo anche, ma noi siamo esperti nel posizionare i siti in modo naturale. Infatti Google sostanzialmente ha un sistema meritocratico. Stavo dicendo, è democratico, meritocratico. Sì, è proprio meritocratico, nel senso più un sito è popolare nel web e più ha all'interno dei contenuti di qualità, più si posizionerà in alto. Noi siamo esperti con Web Leaders, che è la nostra agenzia, nel posizionare questi siti sui motori di ricerca, in particolare ovviamente Google. Ecco, però anche qui siamo in un mondo tutto in evoluzione, eccetera. Non esiste una deontologia professionale di queste nuove professioni che si stanno definendo, ampliando, perché sono in continua evoluzione. Un'etica, perché se ad esempio io faccio non i farmaci, ma magari parafarmacia, no? Uno fa una ricerca di parafarmacia, compaiono determinati marchi, determinati prodotti che uno dice magari sono i migliori, spero che siano i migliori in mercato, quindi vado a ordinare, a prendere, mi fido di questi. Se però poi così non è, perché magari è stata soltanto una strategia di marketing ben instradata, il professionista non ha una deontologia anche nel selezionare con dei criteri, sempre con degli algoritmi, determinate aziende che danno delle garanzie, che hanno delle certificazioni, cioè c'è qualcosa nel web che consente questo? Siamo ancora troppo lontani? Siamo ancora abbastanza lontani da questa scena. Perché molte persone non ne sono consapevoli, pensano che Google, in base a qualche algoritmo misterioso, dia una selezione anche di qualità altissima, senza pensare cosa ci può stare dietro. Sì, Google è molto bravo nel fare questo lavoro, ovviamente è ancora una macchina, quindi può sbagliare, può essere facilmente elusa questa macchina, quindi possiamo dargli delle informazioni che in realtà non ci sono. Che non ci sono, esatto. Quindi è facilmente eludibile come schema. È ovvio che agenzie o professionisti come noi devono avere un codice etico al quale rispettare. Devono, cioè, quindi la serietà dell'agenzia è anche quella di avere un codice etico, esatto. Insomma.
c'è qualcosa. Sì, infatti per esempio noi non lavoriamo in settori per gli adulti, non facciamo attività di quel genere perché è completamente fuori scopo per noi e non è lo stesso lavoro che facciamo con le agenzie, cioè fare la promozione di quei siti su Google diventa completamente diversa perché anche Google stesso ha logiche diverse per quei settori che quindi non accettiamo perché preferiamo lavorare con aziende che consegnano un vero e proprio prodotto di valore alla comunità e al proprio mercato. Per fare questo percorso di collocare, piazzare bene insomma, sui motori di ricerca l'azienda, una società, un fornitore di servizi eccetera, quanto di dati personali che vengono raccolti in giro, quindi banche dati c'è e quindi che importanza hanno anche tutti gli utenti, che valore vengono ad avere, perché questo è sempre dire, viene strumentale, il tuo acconsentire all'accesso di dare dei dati ha un valore anche in termini economici e non tutti ne sono consapevoli, alcuni sì perché quando i negozi ti dicono ti faccio lo sconto di 10 euro se mi rilasci l'autorizzazione ai dati, tu dici vabbè per te ha valore di 10 euro. Insomma, questo sommario. Sì, è vero. Il valore dei dati personali è praticamente la nuova miniera d'oro. Ci stanno tutte le aziende più grosse, Google, Apple, Microsoft, tutte stanno puntando ad avere più dati possibili, avere questi famosi big data per poterli dopo utilizzare nel marketing moderno dove per esempio Amazon sta già testando le spedizioni predittive, quindi ti spedisce a casa il prodotto senza che tu l'abbia ordinato, se vuoi lo ritiri, se non lo vuoi lo lasci e se lo riportano a casa. E lo fanno in base ai dati e alle frequenze di acquisto e ai dati che riescono a raccogliere. Ma quindi dopo devi pagarlo comunque? Certo, prodotto? Sicuramente. Soltanto che non aspetto nemmeno l'ordine. Quindi sanno già che tu questo prodotto senza dubbio sarai, oppure magari fa parte di una serie di prodotti che periodicamente ordini, quindi è entrato talmente nel tuo profilo che è in grado di colpirlo. Esatto. Quanto si interagisce con i dati personali, con i profili anche degli utenti? E più profilato, più ti autoprofili, poi di fatto è così, perché uno dà talmente tanti dati che è possibile anche avere un punto si diceva più dettagliato della moglie o del marito, no? Sì, La ricerca c'è una cosa impressionante, più tu dai mano a chi ci deve lavorare poi di ottenere dei risultati, poi vedremo anche in che termini economici di fatturato per le aziende. Certo, più abbiamo una profilazione elevata, più possiamo essere puntuali nel messaggio di comunicazione relativo al prodotto Quindi che vogliamo. È importantissimo. È fondamentale ed è veramente una miniera d'oro per chi raccoglie questi dati. Quindi quando si accettano dei servizi gratuiti online, dobbiamo tenere sempre presente che la merce di scambio sono i nostri dati. Ecco, questo non vuol dire che non dobbiamo farlo, ma essere consapevoli che quando noi accettiamo un servizio gratuito, andiamo a usare Facebook, andiamo a usare TikTok, andiamo a visitare un sito dove accettiamo i cookie, lì stiamo abbiamo un servizio gratuito, ma non è veramente gratuito, lo stiamo pagando con i nostri dati e questo dobbiamo saperlo. Allora, il tempo è volato letteralmente, per cui dedicheremo un'altra puntata per vedere poi di monetizzare in termini economici cosa vuol dire per un'azienda essere posizionato, ci sono poi effettivi incrementi di fatturato oppure no, servono tutte queste strategie di marketing applicate anche al web oppure, dirà di sì o no, vediamo i pro e i contro, i rischi e i pericoli, quindi anche le attenzioni da avere in un prossimo appuntamento. Io la ringrazio, grazie a voi. Buon proseguimento, voi restate con noi, c'è la pubblicità, poi entriamo nel nostro spazio di approfondimento naturalmente con la finanza e l'economia mondiale. Tra poco.